Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati per quanto riguarda il live su friulitv.net, prima edizione del nostro audio video giornale. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. 4 stranieri di nazionalità pakistana e afghana sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga della squadra mobile di Trieste. I 4, tra i 21 e i 30 anni, sono accusati a vario titolo di cessione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti tipo hashish. L'indagine ha riguardato in particolare le aree tra Campo San Giacomo e Piazza Libertà, dove i 4 operavano portando con sé le dosi da vendere. Agenti in borghese hanno documentato la vendita dello stupefacente e il sequestro di hashish per un totale di oltre 100 grammi. Durante alcune perquisizioni effettuate in occasione dell'esecuzione degli arresti sono stati rinvenuti altri 70 grammi suddivisi in 65 dosi pronte per essere vendute. 3 degli indagati sono stati condotti alla casa circondariale del via del Coroneo a disposizione dell'autorità finanziaria, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. I saldi di finanza pubblica contano, ma non bastano a misurare la qualità delle relazioni tra Stato centrale e autonomie speciali, soprattutto quando il riparto è frutto di decisione governativa e in particolare quando si tratta della nostra regione, la meno speciale tra le speciali. Lo dichiara il componente della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia, Salvatore Spitaleri, commentando l'annuncio in Consiglio regionale del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, della prossima firma di un nuovo patto di finanza pubblica con il governo centrale. Adesso parliamo di cultura e andiamo a chiudere. Sabato prossimo una giornata dedicata alla storia della Rocca di Monfalcone, dalle origini durante il Medioevo. L'evento, in coorganizzazione con il comune di Monfalcone, curato dall'associazione Invicti Lupo e Avar Project, tratta le vicende dei Longobardi e Ostrogoti di Teodorico, che si erano appena insediati erigendo la rocca quale baluardo nel territorio dell'Isonzo e quale primo sito fortificato nella zona di confine. Dunque appuntamento sabato 23 ottobre sulla rocca di Monfalcone. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net, il live torna nel primo pomeriggio. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.